Giusy, Salve. informazione, buongiorno. Buongiorno. Ma intanto qui siamo ad Acquedolci, Sì, provincia Acquedolci, di Messina. Provincia di Messina. Quindi sono al posto giusto? Posto giustissimo. Ma questo qui è un cavallo sanfratellano. Sì, è una cavalla sanfratellana. Che meraviglia! Io ne ho sempre sentito parlare ma non l'avevo mai visto dal vivo. E come si chiama? Itaca, E lei? Mattia. Mattia. Questo è un cavallo presente nel territorio. Sì, questa è una cavalla qui del nostro territorio. È proprio tipica di questo luogo. Sì, sì, sì. Il posto principale è qui vicino a pochi chilometri da dove nasce la razza. È un cavallo autoctono che adesso vengono anche usati in molti sport dell'equitazione. Ah, e poi ha delle dimensioni meravigliose, ma questo fa concorsi. Sì, lui fa alta scuola, lei. Lei fa alta scuola e in cosa consiste l'alta scuola? Sarebbe composta da figure spagnole come Piaffè, come Passo Spagnolo, Passaggio, Inchino, tante. Posso tante vedere di queste. qualcosa? Ovviamente. Allora io mi metto in disparte. Che meraviglia! Mattia, ma questo cavallo è meraviglioso, a parte c'ha un'eleganza, questa cavalla. Questa cavalla. Itaca, è meravigliosa, ma quindi fate concorsi internazionali? Sì. E l'ultimo Anche concorso fatto avete fatto? Ortigia, siamo stati lì al G7, ha fatto lì lo spettacolo e siamo stati anche presenti a Verona, Fiera Cavalli. Fiera Cavalli importantissima. Sì. Beh, bene. Io proseguo il mio cammino. Se lei si trova in zona dove vede cibo tipico, locale, come voi, si può fermare. Vi raggiungo. È il benvenuto. Ci vediamo dopo. A dopo. Grazie. Oggi siamo in compagnia dell'assessore regionale di Salvatore Barbagallo, con il quale vogliamo parlare oggi di formaggi siciliani, ma anche di allevamenti, perché nel corso di questa edizione di Isola Verde abbiamo veramente girato la Sicilia da nord a sud, da est a ovest, assessore, come amo dire sempre io, e abbiamo trovato delle realtà meravigliose. Siamo ad esempio andati alla scoperta della capra girgentana, ma abbiamo scoperto delle produzioni più o meno grandi che mettono la qualità assoluta al primo posto, e quindi anche in questo caso ancora una volta parliamo di eccellenza siciliana parlando di formaggi tipici. Sì, alcuni formaggi sono veramente eccellenti. Purtroppo la zootecnia in questo 2024 è stata un po' penalizzata dalla siccità, ma la regione siciliana, il governo regionale, il mio assessorato ha dato un sostegno importante per la mancanza di foraggio. Attraverso i voucher Fieno abbiamo sostenuto il comparto zootecnico, che poi è il comparto primario che dà appunto un apporto significativo a tutta la filiera del settore lattiero-caseario. I formaggi con la provola dei Nebrodi, con il pecorino, con la vastedda del Belice, con il formaggio ragusano, sono prodotti eccezionali, e io voglio anche sottolineare l'apporto che l'assessorato all'agricoltura dà allo sviluppo tecnologico attraverso il Corfilac, cioè il centro che a Ragusa si occupa del settore lattiero-caseario e che rappresenta una istituzione molto importante per conservare le tradizioni innovando. Questo è il segreto per valorizzare i nostri prodotti di eccellenza del settore lattiero-caseario. E anche qui mi piace sottolineare una cosa, perché noi davvero con le nostre telecamere siamo entrati all'interno di queste aziende
e la qualità sta al primo posto, e la garanzia per l'utente finale sta sempre al primo posto, e ogni minima imperfezione viene notata, viene segnalata, e se un formaggio non risponde a questi rigidi, stretti canoni, viene scartato, viene utilizzato per fare qualcos'altro. Da qui nascono veramente i grandissimi DOP siciliani che tutta l'Italia e tutto il resto del mondo, permettetemi di dire, assolutamente ci invidia, e quindi vanno fatti i complimenti anche a questi imprenditori che con coraggio, con tanto sacrificio, perché poi, Assessore, non dimentichiamo mai che sì, c'è il coraggio, c'è la voglia imprenditoriale, ma queste sono persone che ogni giorno fanno dei sacrifici immensi per portare avanti l'eccellenza siciliana. Sì, certamente, la qualità del latte è il fattore primario, oltre evidentemente all'abilità dei nostri imprenditori che riescono a trasformare il latte in formaggi. Dicevo prima che bisogna valorizzare le tradizioni, le vecchie e le antiche tradizioni, ma innovando, cioè andando a inserire degli strumenti di innovazione che solo la ricerca e l'innovazione tecnologica può dare. E proprio in questo discorso aggiungo che io ero abituato a immaginare, ecco, il mastro Casaro, una persona di una certa età, una persona anziana. Oggi ho trovato dei giovani preparatissimi che riescono a sposare e a fondere benissimo la tradizione con l'innovazione. Questa è una grande garanzia per il nostro futuro siciliano. Grazie veramente, Assessore, anche Grazie. oggi per questo suo contributo. Ovviamente il racconto di Isola Verde, tra luoghi, suggestioni, eccellenze tutte siciliane, continua. Sono con il sindaco Riolo di Acquedolci. La domanda è, tanto grazie per averci accolto in questo meraviglioso comune. La domanda che le vorrei fare è quella dei fondi, se ci sono dei fondi che voi avete pensato per sviluppare il turismo e non solo. Sì, innanzitutto vi volevo ringraziare per la presenza, perché è un momento importante, perché veicola un messaggio importante. Perché Acquedolci, benché sia una cittadina di mare, ha delle importanti tradizioni agricole e zootecniche, anche perché attraverso l'operare di imprese che sono a cavallo tra i confini dei vari comuni della zona. Quindi ribadire questo concetto è importantissimo. Tant'è che noi stiamo cercando di utilizzare i fondi che vengono messi a disposizione dalla Regione Siciliana, l'assessorato all'agricoltura, che finanzia diverse iniziative. Sono delle iniziative che hanno una valenza fortemente culturale, proprio per inoltrare questo messaggio e far conoscere prodotti d'eccellenza tipicamente territoriali, che vanno da quelli tradizionali a quelli innovativi. La traduzione di questi fondi che voi ricevete o richiedete, dove arriva? Quali sono le vostre finalità? E allora, per il momento si sono poste in essere una serie di iniziative che riguardano la degustazione dei prodotti, abbinati sempre a qualche manifestazione tipica locale e culturale. La via è questa, ecco, di intercettare questi fondi, utilizzarli abbinando al momento enogastronomico qualcosa tipica della nostra tradizione. Per esempio, in passato abbiamo collegato il Carnevale di Acquedolci, che è uno dei più belli della regione Sicilia, quindi attraverso la promozione dei prodotti dell'agricoltura e il ritorno di immagine e di presenza che hanno queste iniziative, abbinare un messaggio che ci faccia conoscere in tutta la Sicilia. Perfetto, grazie mille signor Sindaco. Sono col vice sindaco di Acquedolci, Salvatore Ricca. Ci ritroviamo in questa cornice del nostro lungomare, che è diventato un fiore all'occhiello della costa tirrenica. Acquedolci oggi è un paesino centrale nei Nebrodi. Si sono sviluppate, oltre che delle attività ricettive importanti, anche una forte produzione di prodotti enogastronomici che
rappresentano il territorio nebrodeo ma anche il territorio siciliano. La particolarità di Acquedolci è proprio questa, essere sul mare ma avere anche una vocazione montana che raccoglie quelle che sono le tradizioni proprio dei Nebrodi. Ma infatti ho visto proprio questo connubio tra parte montana, che il Parco dei Nebrodi è meraviglioso, e quindi i nostri amici a casa devono farsi delle gite e vedere quante aziende agricole sono presenti nel territorio, ma arrivando sulla costa c'è una novità meravigliosa, e la novità meravigliosa è la frutta esotica. Esattamente. Negli ultimi anni si è sviluppata questa cultura importantissima, ha avuto un notevole successo, sono nate una dietro l'altro delle aziende agricole che hanno cambiato, si sono evolute verso questa nuova cultura, mango, avocado su tutti, e devo dire hanno avuto uno sbocco commerciale importantissimo. Quello che è anche importante è ovviamente che il nostro prodotto è un prodotto particolare rispetto a quello che può essere un prodotto di altre che fa chilometri e chilometri di nave, miglia marine e quant'altro. Quindi è solo che un vantaggio, come dire, portare l'attenzione ai nostri cittadini affinché possano consumare nella stagione, quindi nostra siciliana, questa frutta. Assolutamente, è una frutta che oggi è un prodotto che entra con vigore in quella che è la nostra dieta mediterranea. Oggi, come dicevamo prima, le nostre culture si evolvono verso anche nuovi prodotti che stanno benissimo con la nostra cultura e la nostra dieta mediterranea. Io la ringrazio, ho visto che c'è anche questo meraviglioso cavallo che ovviamente fa parte di questo territorio perché è una razza autoctona, e quindi ancora di più si possono organizzare delle escursioni, quindi insomma il territorio offre tanto, il comune alla stessa maniera è aperto al turismo, quindi dovete soltanto venire, basta, semplice. Acquedolci, situato tra i Monti Nebrodi e il mare, è un luogo ricco di storia e bellezze naturali. La grotta San Teodoro è uno dei siti paleontologici più importanti d'Europa. Qui sono state trovate le prime sepolture paleolitiche siciliane, tra cui i resti di Tea, la donna più antica di Sicilia, vissuta circa 14.000 anni fa. Un altro luogo simbolo è il castello di Acquedolci, che si affaccia sulla marina. Il paese, come lo conosciamo oggi, nacque negli anni 20 del Novecento, quando una frana distrusse il vicino comune di San Fratello, costringendo molti abitanti a trasferirsi qui, intorno alle mura dell'antica fortezza. Nei secoli passati, il borgo era una tappa importante per viaggiatori e pellegrini che percorrevano la via Francigena. Amici di Isola Verde, comincia il racconto di oggi e oggi voglio parlarvi di un vero tesoro siciliano, le nocciole, quelle dell'Etna piuttosto che quelle dei Nebrodi, perché da un anno a questa parte è nato un consorzio che ha proprio l'obiettivo di valorizzare questo vero tesoro siciliano, e oggi di tutto questo ne parliamo a Isola Verde, ne parliamo con i produttori, ne parliamo con i consorziati. Oggi vi racconto la storia di Sicilia in Guscio, che è una storia che ancora una volta ci spiega come e quanto i siciliani, quelli di buona volontà, abbiano anche grandi prospettive. E allora restate con me qui a Isola Verde. Prontissima a raccontarvi oggi un'altra meravigliosa storia siciliana grazie a Isola Verde. Ci troviamo ai piedi dell'Etna perché oggi abbiamo un ospite importante. Voglio salutare il dottor Gaetano Aprile. Gaetano, benvenuto a Isola Verde. È già direttore dell'IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, oggi è presidente del Consorzio Sicilia in Guscio. Consorzio che è nato un anno fa e che è nato per quale motivo, Gaetano?
Nato per la volontà di alcuni produttori etnei e dei nebrodi, per valorizzare un prodotto che fino ad oggi è stato snobbato in Sicilia. Si parla di nocciole del Piemonte, del Lazio, ma le nocciole vengono considerate in Sicilia un prodotto di serie B. E invece non è così. E invece non è così. Noi abbiamo dimostrato che abbiamo le ottime nocciole, ma se ne erano accorti anche i piemontesi ed altri che compravano le nostre nocciole, perché le nocciole hanno, intanto sono colture in asciutto, quindi sono colture sostenibili, certo, che oggi è molto importante. E poi a nocciole, praticamente sull'Etna abbiamo un aroma particolare che è dato chiaramente da quelle che sono state le varie colate laviche, certo, che hanno formato un terreno ricco di sostanze minerali. Sui nebrodi c'è un'antica tradizione, tant'è vero che noi stiamo lavorando sia per far sì che ci sia una nocciola IGP per quanto riguarda i nebrodi e nocciola DOP sull'Etna. Sull'Etna c'è una tradizione che addirittura risale al 1700 per quanto riguarda le nocciole, ed è un prodotto che ha una sua identità ben precisa. E quindi ora speriamo di ottenere nel giro di qualche anno il riconoscimento europeo. Siete all'incirca 25 produttori riuniti all'interno di questa... Sì, siamo partiti con uno zoccolo duro, perché aggregarsi in Sicilia non è semplice. Purtroppo per cui siamo riusciti a partire, oggi siamo al primo anno di attività, c'è stata una buona produzione. L'obiettivo è quello di riuscire ad avere un semilavorato che possa essere chiaramente poi direttamente commercializzato. Abbiamo già fatto un accordo con l'IGP Cioccolato di Modena che metteranno invece delle nocciole piemontesi le nocciole dell'Etna nel loro cioccolato, ma chiaramente è una cultura su cui stiamo investendo ed è molto importante perché tra l'altro permette di coltivare dei terreni che spesso vengono abbandonati, perché se non diamo una remunerazione giusta al produttore chiaramente si ha l'abbandono dei terreni. Quindi la cultura nocciosa secondo me c'è anche un aspetto sociale, perché attraverso la coltivazione si ha un aspetto paesaggistico del territorio, ma anche una salvaguardia del territorio. Che poi è un aspetto paesaggistico importante, soprattutto devo dirvi per le zone che noi siciliani etnei siamo abituati a vivere. È anche molto importante collaborare con le istituzioni, quindi con la Regione che ha immediatamente recepito le vostre esigenze. Già in quest'anno per fortuna di cose importanti ne sono state fatte. Sì, intanto dobbiamo dare un ringraziamento agli uffici. La procedura per quanto riguarda l'OP è stata molto rapida, abbiamo avuto il riconoscimento e chiaramente poi attraverso il PSR moltissime attività sono state finanziate. Lo possiamo vedere giornalmente anche in quasi tutte le aziende, dove attraverso il PSR negli anni sono state fatte agriturismo, sono state fatte satelle, investimenti, nuovi impianti. Questo è quello che vi auguriamo, perché il lavoro che c'è alle spalle, credetemi, è un lavoro veramente grande, veramente importante, complesso, ma assolutamente efficace. Gaetano, io la ringrazio. La ringrazio per l'ospitalità, per il racconto e soprattutto, voi lo sapete, io amo raccontarvi questo, perché la Sicilia è fatta da uomini, donne di buona volontà che in questa terra ci credono e che capiscono quali sono le prospettive e che quindi riescono a consorziarsi in questo caso, a unirsi e ad affrontare insieme le difficoltà. Il racconto continua perché adesso andiamo proprio a trovare uno dei produttori ai quali ha fatto prima riferimento il dottor Aprile, quindi restate con noi, Isola Verde continua. Così piccola eppure così preziosa. Continua il nostro racconto oggi a proposito di nocciole siciliane, di nocciole dell'Etna, e a proposito di Sicilia in guscio andiamo a conoscere uno dei produttori. Oggi voglio ringraziare tantissimo Santo Lanzafame, buongiorno Santo, grazie, dell'azienda agricola Lanzafame che ci ha aperto le porte, che ci ospita per parlarci di un altro tesoro tutto siciliano. Noi a Isola Verde siamo abituati a raccontare i tesori e con gli ori veri della Sicilia, fra questi senza ombra di dubbio le nostre nocciole. Santo, voi fate parte di Sicilia in guscio e credo di poter dire senza ombra di dubbio che questa rete che avete creato è un'occasione per tutti voi per potervi espandere e crescere nel migliore dei modi. Sì, abbiamo creato questa organizzazione dei produttori che è la prima in Sicilia e appunto per avere anche più potere di vendita in questo caso, non di acquisto, perché essere isolati non porta a nulla, non porta ad avere dei prezzi più alti, non porta ad avere un prodotto neanche migliore e comunque non ci distinguiamo
in mezzo a tutte le altre realtà di produttori che ci sono al di fuori dalla Sicilia. Ecco. Essere rete significa essere competitivi, fare rete significa potersi aiutare gli uni con gli altri e anche poter affrontare insieme le sfide che, come vi dicevamo, soprattutto in questo periodo sono veramente tante. Da questo punto di vista molto importanti i sostegni del PSR. Voi ad esempio qui avete avuto un importante aiuto che vi ha permesso di rendere tutto questo così. Io ho partecipato a un bando qualche anno fa, che è la 44D, che appunto è un aiuto che hanno dato al 100% a noi produttori per la realizzazione di opere sia di ingegneria naturalistica sia di opere proprio, diciamo così, rurali, quindi come muretti a secco e così via. Necessarie ovviamente perché per evitare l'erosione del suolo, quindi che questi terreni, che queste scoscese o piccole scoscese venissero erose dall'acqua durante queste ormai alluvioni che si creano, e quindi si cerca di un po' di limitarli, perché è impossibile fermare l'acqua, però fa sì che non ci sia erosione da parte che non ci sia erosione del sole. Ecco. Santo, quali sono le caratteristiche delle nostre nocciole dell'Etna? Perché sono così apprezzate, stanno diventando veramente un simbolo importante dell'Etna? Ma perché secondo me le nocciole nostre hanno un particolare gusto, nonché delle caratteristiche organolettiche sicuramente invidiabili, e poi le caratteristiche sono particolari, la rotondezza ha un gusto che è particolare e si contraddistingue. E infatti proprio per questo oggi vi abbiamo raccontato la nocciola dell'Etna e come un altro dei veri tesori siciliani. Io voglio ringraziare Santo Lanzafame per la sua accoglienza, per la sua disponibilità, e vi abbiamo ancora una volta raccontato come e quanto questi fondi davvero facciano segno quando arrivano, quando vanno a segno, nel senso che oggi una produzione intelligente, una produzione che vuole essere competitiva, deve essere prima di tutto, ve l'abbiamo detto, una produzione fatta in rete tra i diversi produttori e soprattutto con i sostegni regionali che oggi sono fondamentali. Santo, grazie veramente a voi per la tua disponibilità. E ricordate che già ne sentiamo parlare, ma ne sentiremo parlare sempre di più delle favolose nocciole dell'Etna. Il racconto di Isola Verde continua. Questa è una cosa veramente interessante. Qua vedete il simbolo di Acquedolci, queste sono canne da zucchero. Qui sotto trovate questo recipiente che è fatto in argilla e voi dite: ma cosa c'entra tutto ciò? Perché è stato fatto il primo esperimento qui in Sicilia, ad Acquedolci, ovvero queste persone hanno iniziato questo percorso, hanno recuperato la canna da zucchero, un vecchio macchinario, e recuperano il vero zucchero, non il saccarosio. Quindi questo è lo zucchero di canna che una volta che il succo veniva recuperato, veniva messo all'interno di questo recipiente. L'argilla assorbe la parte di succo, cosa succede? Rimane la parte solida e quello è il vero zucchero e non saccarosio. E vi posso garantire che non sto dicendo bugie. Questo qui è lo zucchero, il vero zucchero. Dopo che ha fatto quel passaggio si può mangiare. Amici di Isola Verde, oggi vi racconto la storia dello scoglio di Santo Stefano. Sì, perché proprio alle mie spalle c'è lo scoglio di Santo Stefano, chiamato poi Isola Bella grazie a una storia che adesso vi racconto. Fu proprio una nobildonna inglese, Florence Trevelyan, a dare questo nome a Isola Bella. La storia comincia nel 1806, quando Ferdinando I di Borbone dona questo isolotto, questo luogo così magico per tutti noi siciliani, all'allora sindaco di Taormina Pancrazio Ciprioti. Poi però nel 1890 arriva la donazione a questa nobildonna inglese che era stata esiliata dalla regina Vittoria perché pare fosse amante del futuro re Edoardo VII. La signora dei giardini, così veniva soprannominata Florence, si innamora di questo luogo, lo fa diventare un luogo veramente meraviglioso, il luogo che oggi in tutto il mondo è riconosciuto come l'isola bella per antonomasia. E allora il racconto di oggi a Isola Verde è proprio il racconto di Isola Bella.
accoglierci qui in riserva. C'è l'avvocato Anna Abramo che è direttore. Anna, buongiorno. No. Benvenuta a Isola Verde. Benvenuti a voi. Grazie intanto per averci accolto in questo luogo così bello, ma la Sicilia ci racconta in ogni puntata di Isola Verde, ma in ogni singolo giorno tante meraviglie. In riserva che è stata istituita, dicevo, nel 1998. E perché è stata istituita questa riserva, Anna? La riserva è stata istituita per tutelarne il particolare valore paesaggistico. Stupendo, aggiungo io. Basta guardarsi per capire perché. A tutelare il paesaggio chiaramente, oltre che il paesaggio stesso, poi tuteliamo anche quelli che sono gli endemismi e le peculiarità della riserva stessa. Anche perché io dicevo prima, è una riserva che si estende all'incirca per 11 ettari, quindi Sì, non grandissima, sì. ma che contiene uno scrigno di biodiversità incredibile, Sì, sia dal punto di vista della flora che della fauna. È vero, perché pur essendo, come dici giustamente tu, di dimensioni ridotte rispetto a riserve che hanno estensioni molto maggiori, però abbiamo tanti endemismi sia dal punto di vista proprio di floristica, di piante, soprattutto nella zona A che è alle nostre spalle, perché l'isolotto rappresenta la zona A della riserva, che è ricca di tanti endemismi, è ricca di lentisco che addirittura qui assume, è un arbusto, ma qui assume, si trova così bene che assume proprio un atteggiamento arboreo, lo vediamo come albero. E anche l'avifauna, insomma, è ricca perché abbiamo da parete rocciosa, abbiamo il falco pellegrino, ma poi abbiamo degli uccelli tipo il beccapesci, il gabbiano corso, che arricchiscono la nostra fauna di riserva. Capiamo che c'è veramente un po' di tutto, ecco perché parliamo di vero e proprio scrigno. Credo che una menzione particolare la meriti la Posidonia, anche la Pinna nobilis, perché tra l'altro sono degli indicatori molto importanti, Anna. Allora, devo dire che la nostra è una riserva terrestre, una riserva di costa, di costiera, ma una riserva terrestre nella sua peculiarità. Però è chiaro che ci occupiamo anche della tutela dei fondali, dei nostri fondali, che tra l'altro sono riconosciuti come SIC, quindi come importanza a livello comunitario, dove quello che spicca è la Posidonia oceanica, perché appunto viene riconosciuta come habitat prioritario. E perché la Posidonia è importante che venga tutelata? Perché, come giustamente dicevi tu, insieme alla Pinna nobilis, che è presente anche nei nostri fondali, è un bioindicatore, quindi sino a quando riusciamo a trovare della Posidonia nei nostri fondali, vuol dire che lo stato delle acque è uno stato viva buono, Dio, nonostante la forte pressione antropica, perché dico, è chiaro che qui è particolarmente sentita. E a tutela di questo abbiamo presentato noi già dal 2015 all'assessorato territorio ambiente una stesura di quelle che sono le misure di conservazione che noi riteniamo fondamentali per la tutela e la conservazione della bellezza dei nostri fondali, che parliamo della Posidonia perché, dicevo, è un habitat prioritario, ma è anche ricca di pesci, è molto ricca, quindi vale veramente la pena conservarne la biodiversità marina. Siete molto bravi, tra l'altro negli anni siete stati bravi anche a creare una rete di collaborazioni molto virtuose. Anche oggi vi abbiamo raccontato un pezzo di Sicilia che merita di essere raccontato. Io ringrazio Anna Abramo, il direttore della riserva Isola Bella, per averci ospitato, e il racconto di Isola Verde continua e continua tra pochissimo, perché io amo raccontarvi questa terra, no? Questa terra che ci fa innamorare, questa terra che merita di essere raccontata e soprattutto che merita di essere conosciuta. Sono con la professoressa Monica Colella Cettina all'Istituto Alberghiero San Michele, ho detto bene? Perfetto. Alla grande. E poi sono con la dottoressa Silvia Reale, ma andiamo passo passo, perché voglio andare passo passo. Questi ragazzi come si stanno comportando? Sono veramente adorabili, sono bravi, preparati, gentili, cordiali, hanno tutte le caratteristiche per avere un futuro brillante. Ok. E voi come professori vi state occupando bene di questi ragazzi, a trasferirgli tutto il sapere della cucina? Noi facciamo del nostro meglio, sempre. Bravi. L'importante è questo. E questa è la cosa più bella, se poi i ragazzi diventano bravi, meglio.
no? Perché possono portare i piatti del territorio, poi ne ascolteremo di ragazzi, i piatti del territorio in giro per il mondo. Sono loro che chiaramente ci danno voce e il nostro sapere può arricchire soltanto il loro bagaglio culturale per un futuro radioso e noi ci auguriamo pieno di tante belle cose. Silvia Reale, io vedo qua un ben di Dio e tu dici, anzi, voi dite a casa, ma questi prodotti da dove arrivano? Cioè questi, guarda qua, da dove arrivano? Proprio da qui, da Sant'Agata di Militello, che è accanto a dove siamo in questo momento, a pochi chilometri. Noi parliamo di Sicilia, parliamo dei prodotti della Sicilia e vediamo che questi prodotti della Sicilia molte persone non sanno che vengono prodotti qua. È vero, abbiamo gli agrumi, ma da Giarre fino a qui, ad Acquedolci, si è dimostrato un territorio che è ben predisposto alla coltivazione di frutta esotica. Assolutamente sì, ormai da qualche decennio si è sperimentato un po' questo nuovo tipo di coltura che ha attecchito perfettamente il clima, il terreno, hanno permesso proprio di non solo farlo adattare ma anche diffondere, appunto come dicevi tu già da Giarre, ma anche qui col terreno sabbioso, col terreno vulcanico, stiamo avendo proprio tante soddisfazioni. Allora, tu mi hai detto questo, ma sei anche un'imprenditrice. Sì. Quindi, cari giovani, voi dovete sapere che se avete la possibilità di avere un'idea, la dovete sviluppare, vi dovete buttare, perché il nostro territorio realmente offre tanto e questa è una delle tante dimostrazioni, perché tu sei giovanissima, però sei già un'imprenditrice, quindi hai portato, come dire, la tecnologia a frutto dell'imprenditoria. Tecnologia perché? Perché tutta questa frutta viene... Assolutamente sì, io penso che in realtà l'innovazione in sé non è solo innovazione, è un po' anche ciò che troviamo dalla tradizione, cioè ciò che riusciamo a portare dalla tradizione a emergere in quello che è, diciamo, il futuro, quindi un po' oggi ma anche il domani. Per questo concordo perfettamente con quello che diceva la professoressa, che i giovani danno voce alle idee appunto del passato, ma in più le migliorano secondo me. Quindi è quello che un po' è la mia missione, penso, spero anche quella degli altri ragazzi che diciamo che si sfidano a restare qua in Sicilia e a portare tanto valore a questa terra. Però dimmi la verità, quando tu hai fatto questa proposta, per esempio a tuo nonno ti ha detto sii pazza. Sì, diciamo che non era molto propenso, ecco, a pensare che magari potesse davvero essere un successo, ma perché non sono molto conosciuti, ecco, come frutti, se non appunto troppo lontani dalla realtà e dalla quotidianità di questa terra. Quindi è giusto, diciamo, centrare il fatto che siano invece locali, che siano curati in un certo modo, biologicamente, sempre rintracciabili, quindi diciamo teniamo tanto sia alla qualità ma anche alla sicurezza di chi lo andrà poi ad assaggiare di fatto e a utilizzare. In realtà voi a casa dovete sapere che questa frutta viene raccolta in un tempo di maturazione corretto, messa nelle cassette e spedita in 2 giorni a casa. Se in realtà volete comprare la frutta identica ma che viene da un altro paese, fa mesi e mesi di navigazione e questo chiaramente inizia a maturare in luoghi non adatti e non idonei, quindi ancora di più questa frutta è nostra e a tutti gli effetti entra nella nostra dieta mediterranea. Quindi lo diremo anche ai medici che studiano la parte scientifica, perché crescono nel nostro territorio e soprattutto cosa succede? Che non hanno dei tempi di maturazione diciamo dall'altra parte del mondo, ma sono qui, quindi rispettano il nostro territorio, crescono con le nostre temperature. Perché crescono le nostre temperature? Perché sta succedendo qualcosa di diverso.
Sì, ormai noi la chiamiamo un po' vocazione tropicale siciliana, cioè il nostro clima sta subendo questa tropicalizzazione che forse per qualche cultura magari non darà troppo vantaggio, ma per noi, devo dire, ci sta dando una possibilità immensa che speriamo appunto possa appunto progredire poi col tempo e coinvolgere sempre più stakeholder, ecco, quindi comunque attori, insomma persone appunto che sono interessate, ecco, alla nostra realtà. Come vedete, da un momento di cambiamento climatico, lei ha detto ci sta dando la possibilità. Quindi, cari giovani e cari adulti, sfruttiamo bene questa possibilità, rispettando la nostra territorialità. Io vi ringrazio e continuate così. Grazie. Grazie a voi. Amici di Isola Verde, e se vi dovessi dire Indica, che vi viene in mente? A me viene in mente un'ottima birra siciliana, una birra siciliana al fico d'India. E oggi proprio di birra e di un birrificio, il birrificio Irias, parliamo a Isola Verde, perché è la storia di un'altra grande famiglia siciliana, la famiglia Blandi. La storia comincia nel 1994 con Salvatore, detto Turuzzu, che decide di stappare 4 bottiglie di birra in compagnia degli amici. Beh, quelle birre le aveva prodotte lui agronomo, birraio, e da quel 1994 a oggi di strada la famiglia Blandi e il birrificio Irias ne ha fatta veramente tantissima. Moltissimi premi, ma soprattutto grande attenzione alla qualità e alla sicilianità di un prodotto assolutamente straordinario. Oggi andiamo insieme in provincia di Messina, a Torrenova, proprio per scoprire e raccontare il birrificio Irias. E Turuzzu, la storia di Turuzzu che vi ho appena raccontato è qui. Benvenuto a Isola Verde, Salvatore Turuzzu Blandi, che è il mastro birraio. Vi ho raccontato di questa storia che comincia nel 1994 e quindi vorrei proprio, rievocata e raccontata quella serata nella quale arrivi con le tue birre a questo tavolo tra amici. Sì, era praticamente una passione che abbiamo condiviso con mio fratello, poi io l'ho sviluppata anche dal punto di vista di passione, di approfondimento. I primi si partiva con i kit, poi sono arrivato a farle anche la birra col malto d'orzo, eccetera. Le prime birre che ho fatto, ho riunito un po' di amici e le ho volute fare assaggiare per vedere il risultato del mio lavoro. Sembrava contenti, diciamo, Chi l'avrebbe mai detto che poi saremmo arrivati a fare un birrificio artigianale, diciamo, qualche tempo dopo, parecchio tempo dopo. Senti, è un birrificio artigianale che produce una birra che è pluripremiata, con premi importanti, con premi anche dati da testate giornalistiche di settore. Possiamo dire assolutamente che oggi siete il più grande birrificio siciliano? Come grandezza, diciamo, dal punto di vista di quantitativo di produzione no, ma dal punto di vista dell'interpretazione della birra siciliana assolutamente sì. Assolutamente sì, devo dire che molte nostre birre nascono dai prodotti, dalla caratterizzazione dei malti siciliani, dai profumi e dalla terra siciliana. Questa è la cosa più importante e lo scopo che noi abbiamo come birrificio. Tra l'altro ci tengo a dirvi che l'obiettivo che mi raccontava prima Turuzzu è quello di chiudere una filiera virtuosa al 100% che già è a chilometro zero, ma che da qui a qualche anno potrebbe veramente avere un prodotto esclusivamente siciliano. Esattamente, abbiamo per questo, nel PSR dell'ultimo 14-2022 abbiamo fatto insieme all'Università di Catania, ad altri birrifici, ad altre aziende agricole, all'ESA, al CREA, una sperimentazione, si chiama Innomalto, cioè innovazione del malto, sulla qualità e sulla possibilità di sviluppare una filiera siciliana del malto. Abbiamo prodotto ogni birrificio una birra che abbiamo fatto assaggiare a molte persone e anche a Union Birrai che ha fatto un panel. Abbiamo fatto anche le analisi per vedere se c'erano micotossine, perché è un aspetto molto importante, e praticamente erano prive di micotossine. Cosa significa? Che i malti che si producono in Sicilia sono di estrema qualità. Ma qui Turuzzu è il luogo dove il mastro birraio fa la birra, quindi da questa parte abbiamo la caldaia, c'è il tino,
c'è una macchina che ha un nome straordinario, Whirlpool, da questa parte ci sono i fermentatori. Raccontami come però un chicco di malto diventa birra. Esattamente, la storia nasce nella terra, è proprio quella, la birra è un prodotto della terra, anche se nella accezione comune sembra un'alchimia, il fatto delle bevande, diciamo, gasate, sembra come che siano fatte una magia, una no? magia, no? Non è magia, nasce dal chicco, dal buon malto d'orzo, diciamo, e dall'abilità ovviamente di chi fa la birra, eccetera. Ma tutto nasce dalla buona materia prima. Il racconto di oggi sta per terminare, io ho un nuovo amico e sono felicissimo di averlo conosciuto, e però ci interessa tanto sapere, Turuzzo, anche quanto e come la Regione vi abbia aiutato in questi anni e vi abbia dato una mano a diventare così competitivi. Sì, è molto importante, il PSR ha inciso parecchio sulla nostra azienda, abbiamo cercato di sfruttare alcune misure, avevamo accennato alla 16.1 con l'innovazione sul malto, che è stato un progetto che abbiamo chiuso, già abbiamo presentato il saldo, e l'altro con i fermentatori che abbiamo visto di là, e con il chiller e con l'imbottigliatrice che deve arrivare, per aumentare la capacità produttiva e renderla ancora più competitiva e di qualità migliore. Sono interventi secondo me molto mirati per le aziende che sono sul mercato. Dalla sperimentazione dell'innomalto, del progetto della 16.1, abbiamo creato una nuova birra che abbiamo chiamato Gaia Terra, perché deriva dalla nostra terra, è 100% malto di frumento siciliano, una Weiss di 100% di malto di frumento siciliano, e questo è quello che diciamo, l'importanza del progetto, arrivare a un prodotto fra l'altro di qualità superiore, nel senso che abbiamo visto dalle analisi che sono prive di micotossine, perché i nostri malti maturano al caldo della Sicilia. Io devo ringraziare infinitamente Turuzzo per questo viaggio così bello che mi ha fatto fare. Devo dirvi sinceramente, starei con voi ancora ore e ore a raccontarvi tutto ciò, ma abbiamo un appuntamento, dobbiamo andare a bere una birra. Che birra beviamo adesso? Proprio una birra che è l'emblema della Sicilia, si chiama Cinque Tumina. Come saprete sicuramente il tumino è un'unità di misura sia di superficie, di volume e anche di peso, e questa nasce dal frumento siciliano, crudo, non maltato, una parte orzo, una parte frumento siciliano, 5 grani antichi, BD, Perciasacchi, Maiorca, Tumminia e Russello, 5 grani antichi, è proprio l'emblema del nostro birrificio, è una di quelle più vendute fra l'altro. C'è tutta la Sicilia, è quella che assaggeremo, anche alla vostra salute. Turuzzo, grazie infinite, grazie, è stato un piacere conoscerti. Il racconto di Isola Verde anche oggi continua alla scoperta di imprenditori come Turuzzo che hanno deciso di puntare su questa terra e che hanno deciso di scrivere pagine memorabili per la Sicilia e per tutti i siciliani. Restate con noi. Amici di Isola Verde, comincia un nuovo racconto che oggi ci porta veramente in uno dei punti più alti e più belli di Sicilia. Da questa parte un versante di costa tirrenica, da cui si può vedere Milazzo, Barcellona, Pozzo di Gotto, di fronte a me l'Etna. Ci troviamo all'interno della riserva naturale del Bosco di Malabotta, pensate, una delle riserve più grandi di Sicilia, più di 3.000 ettari, con all'interno una biodiversità veramente straordinaria. È uno dei luoghi dove l'escursione termica in Sicilia è più elevata, perché si va dai 700 fino a più di 1200 metri. Proprio da questa parte un altro luogo assolutamente evocativo che è il Sentiero dei Patriarchi. Pensate, un sentiero, una parte di bosco dove ci sono dei querceti plurisecolari, alcuni con fusti di oltre 2 metri. È un racconto straordinario, come tutti i racconti di Isola Verde. Il Bosco di Malabotta, una delle ultime foreste della Sicilia, è un luogo magico, dove la natura racconta la sua storia millenaria. Qui potrete percorrere il Sentiero dei Patriarchi, un cammino tra alberi secolari come cerro e roverella, alti fino a 30 metri, veri giganti della foresta. Sull'altipiano dell'Agrimusco, oltre i 1000 metri, si aprono panorami spettacolari sull'Etna, lo stretto di Messina e le isole Eolie. I suoi megaliti, scolpiti dal vento e dall'acqua, sembrano vere opere d'arte naturali. La leggenda narra che fossero usati come osservatorio per le stelle e per antichi riti propiziatori. Tra le meraviglie della riserva spicca anche la Faggeta, una delle più meridionali d'Europa, perfetta per immergersi nella natura. Mappe interattive e QR code lungo i sentieri
vi guideranno alla scoperta di curiosità e storie, trasformando la vostra visita in un viaggio alla scoperta di questo straordinario patrimonio naturale. Quando si parla di porchetta in Sicilia, ma non solo, nel mondo, Pippo Oriti. Buongiorno. Buongiorno a te. Grazie dell'apprezzamento. Allora, sono Giuseppe Oriti dell'azienda agricola Il Vecchio Carro, allevatori da oltre 25 anni di suino nero, e ci siamo specializzati in questa porchetta che tanti ormai l'apprezzano in tutta Italia, come dice il nostro amico. Questi sono maialini neri dei Nebrodi che crescono felici allo stato brado, con questo bel sole anche a dicembre. Che dire, possono girare liberi di nutrirsi in giro, non stare chiusi in delle gabbie, quindi già la carne di per sé è molto selvatico, è molto più apprezzata. Ed è molto più apprezzato. Sprigiona di quei profumi della natura, effettivamente è inebriante l'odore. Domanda, ma chi è dei due che fa la ricetta? Lui insieme. Diciamo che è perfetto, lui si occupa prettamente dell'allevamento e della produzione delle porchette. Poi abbiamo un'azienda agrituristica dove io mi occupo della cucina. Ok, all'interno di questa porchetta cosa ci abbiamo? Quali sono gli ingredienti che si utilizzano? Prettamente aromi naturali, rosmarino, finocchietto selvatico, sale e basta, cannella. Scorza d'arancia per chi la gradisce. Il segreto giustamente rimane segreto. Senza e conservanti. Quindi si può occultare. Esatto, tutto naturale, cotta al forno a legna e poi dipende dalla pezzatura del maialino a diverse ore di cottura. Chef Natalotto, qui lei fa parte dell'istituto alberghiero, qua abbiamo le ragazze, se ce le vuoi presentare. Daria e Anna. E il professore? E il professore Vincenzo Salpietro. Sono le mie compagne di classe con cui abbiamo fatto questo progetto, abbiamo presentato questi piatti che, come può vedere, sono tipici della nostra tradizione siciliana e della nostra terra. Questo è un hamburger fatto con un panino, fatto con la porchetta, salsa guacamole, pomodoro, patate e maionese, tutto fatto da noi. Poi abbiamo una caponata, appunto perché è una ricetta tradizionale della nostra terra, che di solito si fa con le melanzane. Però noi abbiamo voluto arricchirla con del pesce spada perché ci dava un po' più di gusto, un po' più di particolarità. E infine finiamo con una cheesecake con sopra salsa mango e come appunto ci sono i frutti tropicali. Molto bene. Gianni Giardina, oggi sei meraviglioso come sempre. Più passa il tempo, più passo il tempo con te e più bello sei. Stai dicendo una fesseria, però l'accetto, è tutto al contrario, Ovviamente con questa bontà di roba dobbiamo accompagnare qualcosa e tu sei la persona perfetta per poterci accompagnare in questo ulteriore viaggio. Allora, ci troviamo in provincia di Messina e in provincia di Messina ci sono 3 zone altamente vocate per vini di spessore. Sono 3 zone DOC, a iniziare dalla DOC Faro, che si trova appunto nel comune di Messina, dove si fa questo vino da tantissimi anni con un vitigno tipico del territorio che è il Nocera. Là ci sono i vigneti più cari d'Italia. Secondo te perché sono più cari d'Italia? Perché oramai la Sicilia è diventata cara tutta, ovunque. No, il vero motivo è che quando si dà una denominazione a un'area geografica si delimita proprio il perimetro e per la DOC Faro la zona è molto ristretta. Vedi caso rientra in un territorio dove si possono fare delle costruzioni, quindi chi vuole comprare e fare un vigneto nella zona Faro deve comprare un terreno edificabile. Ecco perché il prezzo è caro, ma è caro anche perché si
si fa un vino d'eccellenza. È un vino molto particolare perché si fa con 3 vitigni autoctoni siciliani, il Nocera in primis, che è il vitigno della provincia di Messina, poi abbiamo il Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio, un vino importante che si abbinerebbe per esempio con il maialino che ha preparato il nostro amico chef. Poi abbiamo un'altra zona molto storica che è la zona del Mamertino. A quanto pare si rifà a un vino che era in uso quando c'era Giulio Cesare che vinceva le sue battaglie e lo dava ai suoi commensali, quindi un vino che ha una storia e una tradizione. Anche qua si possono fare vini rossi ma anche vini bianchi. Nel vino rosso c'è sempre un'aliquota di Nocera, nel vino bianco invece abbiamo il Grillo e l'Insolia. E infine abbiamo un vino, secondo me, eccellente, che ci invitano tutti, di viticoltura eroica, perché le isole vengono considerate viticoltura eroica, che si producono dietro le nostre spalle, dove c'è l'arcipelago delle isole Eolie e si fa con la Malvasia, che è un'uva aromatica. E c'è anche una curiosità che credo pochi conoscono: assieme alla Malvasia ci deve essere obbligatoriamente un'uva baccanera, che è il Corinto Nero, dal 5 all'8%. Questo gli dà una caratteristica all'aspetto visivo particolare, con un colore diciamo che si diversifica da tutti gli altri vini passiti, un colore fulvo che lo rende unico al mondo. Questo prodotto è un prodotto che viene abbinato naturalmente alla pasticceria. Gianni, le sai tutte, Quasi. io non ti trovo mai Quasi. impreparato. Questo mi fa piacere perché realmente tu conosci il territorio, ma non solo, però hai una cultura veramente profonda su quello che sono le nostre tradizioni, perché essendo siciliani prima si parla delle proprie tradizioni. Dobbiamo valorizzare i nostri prodotti autoctoni perché sono prodotti che appartengono alla nostra terra e se si coltivano ormai da tanti secoli un motivo c'è, danno soddisfazione non soltanto al produttore ma al consumatore finale. Dal punto di vista organolettico sono vini che soddisfano le esigenze dei consumatori di tutto il mondo, quelli che magari hanno una certa professionalità. Quindi i vini della provincia di Messina sono sicuramente vini che non hanno niente da invidiare ai vini di altri territori. Molto bene, grazie Gianni, grazie a tutti voi. Con Isola Verde oggi vi do il benvenuto nella città delle campane. Ci troviamo a Tortorici, nel cuore del Parco dei Nebrodi, una delle zone protette più grandi di tutta la Sicilia. E oggi qui vi parleremo di un presidio slow food assolutamente formidabile, la pasta reale, ma vi parleremo anche delle nocciole di Tortorici. Pensate, una varietà di nocciole pregiatissima, una delle più pregiate in Italia, che oltre a essere assolutamente gustosa è anche ricca di tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo. Tutto questo grazie a Lidia Calà Scarcione, con la quale faremo un meraviglioso viaggio interessantissimo e gustosissimo. Questo è veramente un dolce incontro. Io presento agli amici di Isola Verde Lidia Calà Scarcione. Lidia, grazie per averci aperto le porte della tua pasticceria. Grazie a voi per essere qua. Lidia oggi ci racconterà una storia molto bella, che è anche una storia di recupero delle tradizioni siciliane, perché attraverso la tua passione, che è anche il tuo lavoro, attraverso il tuo impegno, la pasta reale di nocciole è diventata presidio slow food. E io ci tengo immediatamente a dire una cosa: questa vuole essere un'occasione per il rilancio non solo di questo prodotto formidabile, ma anche delle nocciole di Tortorici. Nocciole dei Nebrodi, diciamo nocciole dei Nebrodi. Sì, in effetti è stata una mia battaglia, l'ho sempre voluto e ci sono riuscita grazie alla Regione Sicilia, perché è un progetto che è stato finanziato interamente dall'assessorato agricoltura. La pasta reale di Tortorici, che è un dolce antichissimo, solo a base di nocciole, zucchero e acqua. Risale al 1600, nato proprio a Tortorici nel convento delle Clarisse. Che so che è qua vicino. Sì, a 2 passi nel centro storico. Sì, ma dimmi una cosa, quanto è vera la cosa che pare che questo dolce sia nato da un errore? Cioè che sia caduto un po' di acqua nell'impasto e che poi le monache, che non buttavano mai niente, sono riuscite a inventare un dolce?
più che leggenda è una storia raccontata, perché anche la pasta reale è un po' raccontata, Certo. perché della pasta reale non esiste una ricetta scritta, si è tramandata da mamma a figlia, perché quando le suore è stato soppresso l'ordine delle monache, le suore sono state ospitate dalle famiglie a Tortorici. Allora che succede? Queste monache comunque davano aiuto alle famiglie che li ospitavano e naturalmente i dolci si mettevano a disposizione, preparavano, preparavano i dolci. Al che la facevano fare solo alla donna di casa, cioè alla mamma, che teneva questo segreto custodito. Addirittura nemmeno le nuore avevano la ricetta, Questo solo no, le figlie soltanto femmine. da madre in figlia Sì, passava solo le figlie ricette. femmine. Hai visto, Fino hai capito? a quando piano piano a Tortorici esistevano solo delle anziane che li facevano e li vendevano a tutte le pasticcerie. È sempre stato un dolce fatto in casa. Mi piace dire anche un'altra cosa, che tu hai anche sperimentato a provare a fare questo dolce con altri tipi di nocciole. La resa non è la stessa, perché la nocciola de Nebrodi è molto ricca di olio e di omega 3 tra l'altro, e quindi il risultato così bello si ottiene soltanto con la nocciola di questi luoghi. Infatti io ci ho provato ed effettivamente non è lo stesso, si fa, viene, un dolce viene, Ma non viene questo. però non è questo, non ha né lo stesso profumo e né tantomeno la stessa consistenza, perché la pasta reale quando è buona deve essere croccante, ma si deve spezzare e deve essere trasparente. Sì, deve essere buona, però si deve anche... Me la mangi tu, perché io mangio sempre... Anche assaggiare. Ed è buonissima. Ma io ti vedo pronta per fare il procedimento per tutti noi. Adesso che comunque la pasta reale è un prodotto che è di Tortorici, infatti l'altra mia battaglia è che il nome, che oltre a pasta reale di nocciole, deve essere pasta reale di Tortorici. Bello. Perché chi vede questo dolce dice, Certo. ah, ma questi sono i dolci di Tortorici, Certo. quindi era giusto e il giusto merito veniva dato, quindi è pasta reale di Tortorici. Noi la chiameremo così oggi, la pasta reale di Tortorici. Allora, frutta secca, nocciole, Ecco, pochi ingredienti ma buoni, Sì. nocciole, zucchero, perfetto, un pizzico di farina e acqua. e basta. Basta. E poi le mani di fata della nostra Le Lidia. mani, ci sono dei piccoli accorgimenti. La nocciola non deve essere troppo sottile, Ok. come mi diceva mia suocera, deve avere un cuccitto. Ah, un cuccitto, quindi Un cuccitto. grossolana, diciamo. Perché se va la bene. facciamo troppo sottile non si creano questi pori, viene Diventa una sorta cosa di liscia, farina, sì, va bene. Allora, dobbiamo dire che questo dolce, per avere questo aspetto, per essere così, deve comunque, come posso dirti, è frutto di esperienza, perché questo è veramente un dolce fatto ad occhio, perché quelle poche misure che abbiamo, che sia la nocciola e lo zucchero, il resto, l'acqua, dipende tutto da come Ci vuole tu... la mano, l'esperienza, Sì, perché dipende la pratica, come la ecco. tostatura della nocciola, dipende dalla grossezza della nocciola, perché se io questa nocciola la facevo leggermente più grossa, Certo. Il di risultato sicuro- non sarebbe stato questo. No, dovevo stare attenta a mettere meno acqua, certo. perché altrimenti Certo. la farina assorbe più acqua, la granella non assorbe. Facci vedere, sono Allora, curiosissimo. zucchero, un pizzico di farina di Maiorca, pochissimo, che serve a legare, e li mischiamo. Vedi, come vedi io l'acqua non l'ho... Acqua a temperatura ambiente, Allora, immagino. l'acqua se è leggermente tiepida la fa asciugare un po' prima, Va perché lo zucchero si scioglie Va un po' bene. prima e si incrosta anche un po' prima, però va bene fredda. Tu mi aiuti con l'acqua. Certo, non mi fa fare altro, mi fa soltanto mettere l'acqua, ma vabbè, perché si No, comincia certo. così. Ecco, avete visto come piano piano l'acqua viene incorporata in questo composto Un altro e pochino, non comincia a esagerare prendere forma, perché... dimmi tu basta, vado. Sono stato bravo? Perfetto, però Dai, ancora ce ne mi vuole. guadagno oggi sul campo il titolo di primo assistente della nostra Lidia. Vai un altro po', perché si deve attaccare. Adesso devi stare attentissimo. Anche i movimenti, guardate, sono lenti, ma sono dei movimenti studiati in ogni minimo dettaglio. L'impasto deve essere questo, vedi? Deve essere legato, ma deve stare lì in Certo. piedi, perché se ha troppa acqua, e questo qua te ne rendi conto solo sotto le mani. Certo, Ok, fatto questo, cercando di non prenderne troppa, certo. Ti serve per evitare che si appiccichi nelle mani, in buona sostanza. si creano prima delle palline, Visto, guarda. magari li mettiamo qua Va dentro, bene. così mettiamo un po' di farina in più e non si attaccano.
Immagino che il dolce per i poveri era quello che restava all'interno del contenitore con la farina. Chiamato comunemente masciazzolo, perché veniva una sorta di biscotto duro che poi lo dividevano ai bambini, era una festa quando... Ecco, questa è un'operazione, perché tu poi con 3 dita dai questa forma. E deve stare all'impiedi. Vedi, ti svelo una cosa, questa ha preso meno acqua, questa è venuta leggermente più morbida e come vedi è un po' più bassina. Ma posso provarlo con le 3 dita? Sì, prego. Vediamo. Come faccio, così? Insomma, no, vabbè, dai, così. E ti dirò di più, questo gesto, questa forma è un fattore indicativo della pasticceria dove lo compri, perché ognuno dà la propria forma. Nessuno ha la forma uguale. Ecco, hai visto. Ma tra l'altro, ragazzi, la velocità. Ferma qui, l'ultima la faccio io. Ci prendiamo questa responsabilità? Sì. Allora, guarda, mano, un po' di farina. Ecco qui, faccio come hai fatto tu. La prendo, dimmi tu. Troppo? Non la devi stringere, devi fare solo così. Come se stessi giocando. Ok, perfetto, basta. Così, basta. L'appoggio e faccio così. C'è una mia collega. Ma fai finta! Vabbè. Vi stiamo facendo scoprire oggi una ricetta antica ma proiettata nella contemporaneità grazie agli sforzi e all'impegno di Lidia, che veramente vuole restituire qualcosa al suo territorio attraverso questo riconoscimento Slow Food, attraverso il riconoscimento della nocciola e della pasta reale di Tortorici. Anche quindi ti questo vanno fatti veniva 1000 messo complimenti, così. ecco. E quello là veniva infornato e dato ai bambini, naturalmente era durissimo. Questo è però il dolcetto delle feste per i bambini meno abbienti. Lidia, sei veramente una gran bella persona, devo dirti. È stata una conversazione stupenda questa. Ma si vede. Ma guarda che se tu non fossi stata così tosta, tutte queste battaglie che hai intrapreso e che hai vinto e che stai vincendo e che vincerai, non le avresti potute fare, non avresti potuto vincere. Allora io intanto devo dirti infinitamente grazie per la disponibilità, devo dirti grazie perché hai condiviso con tutti noi, e grazie al cielo siamo un bel po', ma non solo la troupe qui, anche voi che siete a casa, la tua ricetta e i tuoi segreti. E poi devo dirvi, come sempre faccio, che questi sono dei racconti che noi vi facciamo attraverso Isola Verde, ma il consiglio resta sempre lo stesso. Venite in prima persona, in questo caso qui a Tortorici, nella città delle campane, venite a incontrare direttamente Lidia e assaggiate questi prodotti così buoni, così siciliani, che in un morso hanno un pezzo di storia della Sicilia, tanta tradizione, l'innovazione e la passione che ad esempio Lidia mette in tutto quello che fa. Quindi oggi veramente mi hai regalato un po' di tempo preziosissimo. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di raccontare, di farmi conoscere, di esprimere quello che è la Sicilia, perché la Sicilia è anche i Nebrodi, la Sicilia è anche le nocciole dei Nebrodi, che sono l'altro oro secondo me siciliano. E la pasta reale di Tortorici. Io ringrazio ancora una volta Lidia Calascarcione e vi invito ovviamente a continuare a seguirci sempre su Antenna Sicilia e Telecolor con i racconti emozionanti di Isola Verde. Cavallo Sanfratellano, frutta esotica, agrumi, dolci, salato, porchetta, vino, il brindisi. Con cosa brindiamo, caro Gianni? Naturalmente con la Malvasia delle Lipari, che è un prodotto d'eccellenza, un vino che viene fatto appunto nell'arcipelago delle Isole Eolie, si chiama Malvasia delle Lipari, ma effettivamente la maggior parte dei vigneti si trovano a Salina, dove ci sono vigneti appunto che sono dedicati a quest'uva, che si chiama Malvasia però delle Lipari, e dove c'è il Corinto Nero, questa curiosità, questa percentuale che deve essere messa obbligatoriamente dal 5,8% che lo rende unico. Quest'uva è stata inserita perché la davano agli operai quando lavoravano nel vigneto, e quindi quando hanno stilato il disciplina di produzione hanno pensato di fare qualcosa di unico, di originale, inserendo appunto questa percentuale di Corinto Nero che lo rende particolarissimo. Quindi io direi di chiudere con la Malvasia. Meraviglia, allora versiamo, apriamo la bottiglia e un brindisi finale per tutti noi e per Acque Dolci, questo luogo meraviglioso. Un brindisi ad Acque Dolci, evviva!
Eccoci arrivati, pronti a un altro racconto e ci troviamo in una magnifica vallata praticamente alle porte di Cesarò, proprio sotto il Borgo San Giuliano. Oggi vi racconto l'azienda di Carlo Savoca, un'azienda che da diverse generazioni alleva e produce formaggi straordinari con una filiera assolutamente virtuosa, la filiera che parte dal fieno e arriva fino alla stagionatura dei formaggi. E questa è la Sicilia che noi vi raccontiamo ogni giorno con la passione, il sacrificio di generazioni che si sono dedicate alla nostra terra. E andiamo immediatamente a conoscere il titolare, Carlo Savoca. Venite con me. E adesso arriva il momento di conoscere lui, Carlo Savoca. Eccolo qui, ciao Carlo, benvenuto a Isola Verde. Grazie. Benvenuti a voi, grazie per l'improvvisata. No, ma grazie a te che ci hai aperto le porte della tua azienda. Ci troviamo proprio ai piedi di Borgo San Giuliano, devo dirvi, in un luogo che già è magnifico di suo, sì. Ma arrivare qui, vedere tutti questi animali, conoscere Carlo, è un'emozione veramente grande, le emozioni che vi raccontiamo con Isola Verde. Carlo, tutto comincia tanti anni fa con nonno Giuseppe. Con nonno Giuseppe, il papà... Con papà Vito, con papà Vito che dietro di noi, che ha 82 anni, che ci ha tramandato questa voglia di andare, di continuare in agricoltura e con il sistema di allevamento. Certo. Giustamente di una volta a ora sono notevolmente migliorati le condizioni anche degli animali e tutto. Un'azienda tra l'altro molto importante, perché qui ovviamente troviamo gli animali, troviamo gli allevamenti, ma la filiera virtuosa si completa perché poi proprio di fronte a noi c'è il caseificio. Ti chiedo, quanto è complicato oggi fare questo mestiere, Carlo? Non è che è complicato, lo devi avere dentro. Se tu ce l'hai dentro lo riesci a fare, se tu non ce l'hai, perché qua non esiste domenica, non esiste Pasqua, non esistono matrimoni, non c'è niente. Qua un animale di questo mangia circa 30 kg di sostanza secca tutti i giorni. E beve? E beve in inverno sui 120-130 litri di acqua, in estate può arrivare anche a 180 litri con le temperature che abbiamo avuto quest'anno. Quindi capisco che anche le dinamiche e le complessità che viviamo in questo momento, vedi la siccità, la mancanza dell'acqua, per voi sono un problema molto grande. Per noi sono stati un problema molto grande, abbiamo ridotto il numero degli animali per poterli sfamare. Anche dobbiamo ringraziare la Regione Sicilia che ci sta dando questi voucher per l'acquisto del fieno, che è un toccasano, perché ora è arrivata qualche pioggia e ci può essere qualche piccolo prato verde fuori, però ancora dobbiamo raccogliere il fieno in primavera. Abbiamo, se tutto va bene, un raccolto l'anno, però questo raccolto è da 2 anni che non avviene in Sicilia. Certo, capite questo quanto è complicato. Ovviamente anche i progetti, anche i fondi che vengono stanziati per le aziende come queste sono fondi utili, perché ad esempio la tua azienda nel tempo si è ingrandita. Sì, l'azienda si è ingrandita in attrezzature e macchinari. Abbiamo visto prima un trattore fantastico. Sì, bellissimo. Tu ci hai detto la fuoriserie dei trattori. La fuoriserie dei trattori, questo è uno degli ultimi acquisti tramite un bando sia regionale che nazionale, con i fondi europei, e tutto questo avviene per andare sempre avanti nell'azienda. Qua abbiamo anche poi un sistema di autoalimentazione del mangime e le vacche mangiano il fieno in modo naturale. E loro scartano quello che vogliono, quello che non vogliono poi glielo mettiamo come lettiera per farli dormire in un letto di paglia. Questo è un altro argomento che mi interessa molto, perché mentre probabilmente tanti anni fa l'allevamento era un po' lasciato al caso, un po' all'esperienza, e oggi quello che capisco incontrando gli allevatori come te è che il benessere dell'animale è la base principale per avere un prodotto poi di altissimo livello. No, non essendo stressato, mangiando quello che vuole, riesce a darci un buon latte, e così è più facile poi classificare e fare il resto. È un racconto molto bello quello che vi facciamo, anche perché capite che tutto quello che parte da qui poi ovviamente lavorato e prodotto arriva direttamente sulle nostre tavole, arriva agli utenti finali, che poi beneficiamo di un prodotto di altissima qualità. Io ci tengo a ringraziarti per la tua disponibilità, per averci aperto la tua azienda, e ovviamente oggi non siamo in giornata di produzione del caseificio, la produzione ve l'abbiamo già
già raccontate in altre occasioni, però vogliamo tornare a vedere anche questo aspetto di produzione, anche perché mi hai fatto vedere una zona di mungitura veramente straordinaria. Sì, abbiamo una sala mungitura sia per ovini e sia per bovini alla Maguardia, perché mungendo le mucche in condizioni igieniche giuste abbiamo la carica batterica abbassata, perciò abbiamo anche un buon prodotto. Prodotto straordinario, gentilezza formidabile. Carlo, grazie veramente. Grazie di essere stato qua, grazie. Piacere immenso è stato nostro, Grazie. Ringrazio anche Vito, grazie della sua ospitalità. Venga qua con noi, chiudiamo insieme con papà Vito 2 generazioni. Papà Vito, Carlo, loro sono la famiglia Savo, che ci troviamo veramente nel cuore della Sicilia che produce, nel cuore della Sicilia che io amo raccontarvi, no? Quella Sicilia fatta da persone che al mattino si svegliano e hanno la voglia di fare dei prodotti buoni per ciascuno di noi, quindi grazie Vito del cuore. Deve essere col cuore quello che fa, con la mente ma il cuore, deve mettere il cuore e anima. Per fare il fieno per le vacche, per fare le provole, per fare il formaggio, per fare la ricotta, e speriamo che ci vediamo ancora. Presto, torniamo, dobbiamo tornare. Speriamo che ci vediamo presto, tutta di ottimo salute. Grazie. Sia io, fantastico, la mia famiglia e anche tutte voi, la vostra famiglia. E noi auguriamo tutto bene. Sempre bene, grazie Vito, grazie Carlo. Il racconto di Isola Verde, vedete quanto è bello fare questi racconti, continua sempre su Antenna Sicilia e Telecolor.